Il Consiglio federale ha condiviso la volontà della Lega Nazionale Dilettanti di far ripartire i campionati della stagione sportiva 2020-2021 di eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 ed anche i campionati maschile e femminile di serie C1 di calcio a 5. Il via libera è definitivo quindi anche agli allenamenti collettivi, subordinato alla prioritaria tutela della salute, sarà dato dal presidente federale Gravina d'intesa con i vicepresidenti Calcagno ed Alpino una volta recepite le indicazioni specifiche della LND sui format, a valle della riunione del Consiglio direttivo di Lega del prossimo 10 marzo. La FDC ha inoltre accolto le istanze della Lega Dilettanti in ordine ad un'ampia deroga al format dei campionati dilettantistici, a partire dal blocco delle retrocessioni, ma con la salvaguardia del merito sportivo per le promozioni ai campionati nazionali di riferimento. Per quanto riguarda gli impegni di carattere economico da destinare ai club che riprenderanno l'attività, la FIGC ha fatto sapere che attenderà le misure contenute nell'imminente decreto sostegno predisposto dal governo. Il Consiglio federale ha condiviso all'unanimità la volontà di ripresa della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi club, ha commentato con soddisfazione il numero 1 della LND Cosimo Sibilia. Ora spetta al nostro direttivo fare la necessaria sintesi delle proposte di tutte le regioni. Come LND abbiamo tutto l'interesse nel riprendere a giocare perché è la nostra mission e perché lo dobbiamo alla passione sconfinata di migliaia di tesserati. Ripartire con i campionati regionali di vertice sarà un segnale di speranza per tutto il movimento del calcio di base. In sintesi, mercoledì prossimo 10 marzo, in occasione della riunione del Consiglio direttivo della Lega, si conosceranno le nuove direttive per la ripresa dei vari campionati. Si presume, se non ci saranno ulteriori ostacoli dovuti alla pandemia, che si possa ritornare in campo a partire dal prossimo mese di aprile.